Si chiama Terre Volute, ovvero voler bene alle terre, ovvero l'evoluzione delle terre. È il nuovo e primo Festival delle Bonifiche che si terrà a San Donà di Piave. Siamo andati con le nostre telecamere a scoprirne i 1000 perché. 4 giorni tra spettacoli, musica, mostre e convegni dedicati al rapporto tra uomo e territori di pianura. È Terre Volute, Festival della Bonifica, in programma dal 24 al 27 maggio a San Donà di Piave. Una manifestazione curata da Elisabetta Novello e organizzata da ANBI Veneto, Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica. Un evento che vede coinvolti ben 11 consorzi impegnati quotidianamente per la sicurezza idrologica, per garantire l'acqua alle colture e per preservare la biodiversità. L'idea è proprio quella di fare un festival, quindi non è un'autorappresentazione dei consorzi di bonifica, del mondo della bonifica, vuole essere un momento di condivisione con la cittadinanza. Ma credo che gli obiettivi di ANBI Veneto, comunque gli obiettivi dei consorzi di bonifica sono molto semplici. Vogliamo condividere con un territorio le peculiarità, le bellezze di questo territorio che nascono dall'acqua, dalla bonifica, quindi nascono da un sistema. Un titolo che gioca sulla doppia interpretazione di terre volute perché desiderate e necessarie per soddisfare i bisogni comunitari e terre evolute perché sviluppate e trasformate da esperienza e innovazione tecnologica. Un tema particolarmente ampio quindi, che non a caso ha scelto come location San Donà di Piave. E per noi è una grande soddisfazione che tutto questo sia partito da San Donà nel 1922 e da San Donà noi pensiamo di ripartire dando gli indirizzi e dando anche i tempi di marcia per poter dare quella novità e quel nuovo cambiamento che è indispensabile per tutto il territorio, non solo per la bonifica. Parte qui a San Donà perché la città rappresenta la bonifica nel Veneto, vuole essere un convegno però di respiro nazionale, 4 giornate molto piene, intense, che vedranno appunto da una parte simposi scientifici, convegni quindi che affronteranno il tema del rigenerare la città, rigenerare il territorio, combattere le nuove emergenze, le nuove sfide del territorio, quelle ambientali, il cambiamento climatico da una parte, tutto comunque in una forma divulgativa che possa sicuramente coinvolgere la cittadinanza. Terre Volute tratterà tematiche legate al territorio e paesaggio, al rapporto tra uomo e ambiente e alla storia delle attività produttive locali. Un evento rivolto agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico con numerose iniziative dedicate alle scolaresche. Una manifestazione patrocinata dalla Regione Veneto che ha inserito il festival tra i grandi eventi. La Regione vuole essere presente, vuole essere a fianco dei consorzi di bonifica tutti. La sfida oggi è fare una foto dopo 100 anni, ma è anche quella di andare avanti assieme ai nostri preziosi tecnici professionisti all'interno dei consorzi e all'università, quella di Padova presente anche oggi, per vedere e programmare le prossime sfide che vedono invece magari partecipe e attore principale per esempio il cambiamento climatico. Oggi la cosa che è chiara e lampante è che si consuma molto più velocemente l'acqua di quanto tempo invece ci vuole per riprodurla, per averla a disposizione, per cui questa è la nuova sfida, poter contemperare con parsimonia appunto l'utilizzo dell'acqua.